Buonasera. Buonasera. Opa. Buonasera, benvenuti. Adesso, prima di iniziare, di lodare e di adorare il nostro Dio, io vorrei leggere un versetto della parola del Signore che si trova lettera agli Efesini 2, versetto 8 e 9. Lettera agli Efesini 2, 8 e 9. E dice così: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Questo primo canto che faremo adesso, e questo io penso che è il messaggio che non dobbiamo dimenticare questa sera, è sulla grazia del Signore, sulla grazia. Infatti è per grazia che siete stati salvati, la grazia e l'amore di Gesù che oggi possiamo lodare e ringraziare al nostro Dio, perché questa grazia è grande. Lui ha perdonato i nostri peccati, Lui ha preso il nostro posto, ha dato la sua vita per noi, e tutto questo è motivo di ringraziare, di lodare e di dire al Signore grazie. Amen. Possiamo lodare al nostro Dio cantando su questa grazia? Amen, sì o no? Amen. Alziamoci adesso per cantare. Hai salutato già la persona a tuo fianco? Da una parola di benedizione a persona vicino a te, accanto a te. Vai, puoi dire Dio ti benedica, cantiamo insieme, buonasera, vai, si mexe. Andiamo, questa è la grazia tua, cantiamo e lodiamo a Dio, dicendo: chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria. Gesù è il Re dei Re. Amen? Il buio amore è così
prossima canzone è Il tuo amor non sbaglia. Voglio leggervi una piccola parte di questo testo. Qua dice: se il vento è forte e profondo è il mare, la tua presenza mi aiuterà. Quando è che ci siamo mai sentiti in mezzo a una tempesta e non avevamo assolutamente nessuno con cui contare? Chi si è mai sentito in questa situazione nella sua vita? Almeno una volta, che noi siamo completamente sperduti, no? Che c'è tutto quanto che va contro di noi, il vento che soffia, noi che cerchiamo di andare avanti. Sarà successo una o più volte nella nostra vita, no? Ed è interessante che dice: la tua presenza mi aiuterà perché il tuo amor non sbaglia. Quanto è bello questo messaggio. Noi possiamo prendere queste cose e farcele nostre. Continua così: il cammino era difficile, non pensavo di arrivare, ma il tuo amor non sbaglia. Chi pensava di non riuscire ad arrivare fino alla fine di almeno di questa giornata? Chi ha avuto una giornata difficile oggi alzi la mano. A scuola, chi ha avuto una giornata difficile a scuola? Chi non sopporta la professoressa di matematica alzi qui la mano. Nonostante tutto, nonostante le mille cose che succedono ogni giorno, l'amore di Dio non ha sbagliato e non sbaglia. Dio sarà sempre vicino a noi, nonostante tutto quello che noi passiamo, nonostante tutto quello che dobbiamo affrontare. Il nostro Dio rimarrà sempre vicino a noi. Possiamo cantare questo ricordandoci di questo messaggio. Amen? Amen? Ok, cantiamo. sarà. Tu fai che tutto per il mio meglio sarà. Tu fai che tutto per il mio meglio sarà. Tu fai
prossima canzone è Tu sei la forza. Adesso, per riscaldarci un attimino, quanti credono che Dio sia la forza? Posso sentire un amen collettivo? Posso sentire un amen collettivo? Amen. Cantiamo questo ricordandoci che Dio è la nostra forza nonostante tutto. Come abbiamo detto, a fine di questa giornata, possibile tu hai passato una giornata molto stressante a scuola, a lavoro. Noi dobbiamo ricordarci che Dio è la nostra forza nonostante tutto. Noi non abbiamo più forza, sì, ok, ma Dio è la nostra forza. Dov'è che andiamo a cercare la forza? In Dio. Amen. Cantiamo? Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che senza. Tu sei mio Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che senza. Tu sei mio Dio, non dubito. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai
questo momento di lode, Padre. Ti ringrazio perché nonostante tutto tu sei sempre accanto a noi. Padre, ti ringrazio perché nonostante tutto tu ci dai la forza, Padre. Ti ringrazio perché nonostante tutto tu troverai sempre un modo di trovarci, Padre. Anche se noi possiamo stare sopra una montagna, Padre, dove nella nostra vicinanza, Padre, non c'è nessuno. Noi sappiamo che possiamo contare su di te, Padre. Sappiamo che tu manderai una squadra, Padre, per salvarci, per venirci incontro, per aiutarci, Padre. Noi sappiamo che grazie a te noi non siamo mai soli, Padre. Apparentemente noi possiamo essere soli, ma dal momento che noi ci inginocchiamo, Padre, cerchiamo te, noi sappiamo che avremo sempre qualcuno a cui affidarci, Padre. Ti ringrazio per tutto. Nel nome santo di Gesù. Amen. Abbatti ogni barriera, scaccia ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni
chiudere adesso i nostri occhi per fare un piccolo momento di preghiera prima di iniziare il nostro studio. Noi abbiamo cantato: illumini ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Tu abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Non so che menzogna il tuo cervello, Satana, abbia messo nella tua testa, però Dio sta cercando di scacciarla. Dio non vuole questo per te. Dio vuole che tu viva una vita e che tu vivi in abbondanza. Dio vuole che tu ti svegli domani con il sorriso nelle labbra, dicendo: Signore, tu mi hai salvato. Signore, tutti i problemi che io ho nella testa, tutte le pare che io mi sto facendo nella testa, Padre, non provengono da te. Tu dici che sono una creatura meravigliosa, tu dici che io sono amata da te. E io prego per te in questo momento, Padre. Prego per te che stai pensando tutto questo. Signore, se c'è qualcuno che pensa questo, Padre, che tu possa scacciare questa menzogna, Padre, della sua testa. Padre, tu allontani tutto per raggiungerci, e la tua parola passa e non va mai a vuoto, Padre. Io so di questo e prego per questa persona, Padre, che ha 1000 pare per la testa. Io ho questo problema, io non so fare questo, Padre. Prego per la vita di questa persona, Padre, che questa persona possa aprire la porta del suo cuore, Padre, e così tu possa lavorare all'interno di questa persona, che così si veda, Padre, la tua grandezza attraverso questa persona, Padre. Noi sappiamo che quando noi ci lasciamo manovrare da te, tu fai cose incredibili. Io ho visto, molte persone in questa chiesa hanno visto, Padre, e che noi possiamo continuare a vedere la tua mano, Padre, sopra questa chiesa, Padre, sopra questi giovani. Nel tuo nome santo, nel tuo nome santo, Gesù, Padre. Amen. Potete sedervi. Ok, buonasera a tutti. Questa sera tratteremo un argomento un po' delicato, no? per l'essere umano. Quest'anno per me è stato un anno difficile. All'inizio di quest'anno io ho perso il mio papà spirituale, il Signore che mi ha portato alla conoscenza di Cristo. Si chiamava Milton, un brasiliano che nel 92, addirittura 30 anni fa, per la prima volta mi ha fatto aprire una Bibbia e conoscere quello che c'era scritto in quel meraviglioso libro. Subito dopo, poche settimane dopo, 1 maggio 2022 di quest'anno, ho perso il mio papà biologico, no? Perciò il lutto per me, anno 2022, è stato qualcosa che ho vissuto sulla mia pelle, no? Ho vissuto proprio di persona. E questo è un lutto in senso stretto, ma in senso più largo il lutto non è soltanto perdere una persona, no? E i psicologi dicono che il lutto è qualcosa che tu provi, per esempio, quando ci sono due genitori che divorziano, quando ci sono una rottura di un fidanzamento, oppure addirittura lasciare la propria città natale per andare in un'altra città, perdere gli amici, no? Anche questo è un processo di lutto, ok? E ovviamente un lutto è qualcosa che noi dobbiamo affrontare, elaborare e poi ovviamente passare oltre, risolvere, perché altrimenti rimane un dolore dentro di noi che veramente non fa bene alla nostra vita spirituale e relazionale, ok? Ed è definito così il lutto, se vogliamo leggerlo insieme. Chi vive un lutto vive
l'amputazione di un affetto, ossia è come se noi dovessimo subire, non so se avete mai sentito che chi subisce un'amputazione di un arto è come se sentisse che l'arto o la gamba o la mano o il braccio è come se ci fosse ancora, no? Sentono una presenza. Chiunque vive un lutto vive una amputazione di un affetto. La scomparsa definitiva di una persona o di un legame dalla propria vita lascia un vuoto e un dolore profondo che grida nell'anima. Questo vuoto va colmato, questo grido è fondamentale che sia acquietato, ossia la cosa che noi dobbiamo fare sicuramente quando viviamo un lutto è quello di affrontarlo insieme a qualcuno e poi vedremo con chi e poi ovviamente passare oltre, perché è come noi dobbiamo chiudere un capitolo della nostra vita e aprirne un altro e sicuramente il prossimo capitolo è un capitolo che ci farà crescere nella presenza del Signore. Ma io vorrei prima di affrontare proprio diciamo così, nei dettagli questo studio, vorrei pregare insieme a voi, ok? Preghiamo e chiediamo al Signore che ci guidi. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo e ti chiediamo che, Signore, tu possa parlarci attraverso questa meditazione questa sera. Io ti chiedo che tu possa parlare, Signore, ai sentimenti più profondi di ciascuno di noi. Forse qua c'è qualcuno che sta vivendo un lutto personale per tanti motivi. Io ti chiedo, Signore, che tu possa veramente toccare, guarire, Signore, e sicuramente andare oltre a questo momento difficile. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ossia, quando noi viviamo un lutto, possiamo anche scegliere di non affrontare la sofferenza, di lasciarla in una parte nascosta di noi stessi, nel nostro profondo, ma ovviamente porta delle conseguenze molto serie e a volte l'essere umano cerca delle vie alternative per risolvere il lutto. Una di queste è, per esempio, un dialogo esteriore, ossia, che cos'è un dialogo esteriore nel lutto? E io ho proprio esperienza pastorale di questa situazione, no? Mi ricordo una famiglia che ha avuto un lutto grave nella mia chiesa di origine a Mantova e queste persone avevano una grossissima difficoltà a distaccarsi dagli oggetti che appartenevano a quella persona, ossia quegli oggetti erano diventati praticamente degli oggetti di culto, ossia questa persona aveva avuto un cancro molto brutto alle ossa, no? E negli ultimi tempi doveva deambulare, doveva portare il respiratore e queste persone avevano fatto come una specie di altare, no? Di questi oggetti perché rappresentavano quella persona che tanto avevano amato durante tutta la vita e quando hanno cercato di disfarsi di questi oggetti, no? Hanno avuto una grossissima difficoltà ed è per questo che noi dobbiamo pensare molto bene quando perdiamo una persona, quando c'è sofferenza in un lutto, dobbiamo stare attenti che quella persona che abbiamo perso non diventi l'idolo che sostituisce il Signore. E queste persone avevano conosciuto l'amore di Dio nella nostra Chiesa. Oppure possiamo avere un dialogo interiore, ossia concentrarsi sulla presenza interna di quella persona. Allora noi ci aggrappiamo ai ricordi, ci aggrappiamo alle cose che quella persona ci ha detto, ci aggrappiamo alle situazioni che noi abbiamo vissuto insieme a quella persona e quella persona in qualche modo è dentro di noi e cerchiamo in qualche modo di prolungare la vita di quella persona facendola rivivere attraverso i ricordi. Ma la peggiore situazione, il peggiore modo di affrontare un lutto è quello di negarlo, ossia non è avvenuto, ossia la sofferenza è talmente grande che noi chiudiamo quella sofferenza in una scatola, la lasciamo marcire e facciamo in modo che quella sofferenza non possa uscire perché sarebbe troppo doloroso. Però c'è un grosso problema, quando noi viviamo un rifiuto di un lutto, la cosa interessante che può succedere è che c'è una rottura con la realtà. Io mi ricordo che avevo un'amica quando ero ragazzino che è morta
e sua mamma ogni giorno andava nella sua camera da letto, rifaceva il letto sperando che questa ragazza tornasse a casa il giorno dopo. E lei ha vissuto tutta la sua vita fino alla fine vivendo questa esperienza di rottura con la realtà, ossia nella sua testa la figlia non era morta e doveva tornare di lì a poco, però questa donna ha vissuto un sacco di problemi con degli psicofarmaci, non è riuscita più ad avere una vita normale. Perché? Perché non ha accettato che c'era una rottura con questa situazione della morte della figlia. E le conseguenze emotive che noi viviamo quando affrontiamo il lutto in modo sbagliato sono veramente terribili. Alcune di queste, per esempio, la paura di un cambiamento di un ruolo. Provate a immaginare, per esempio, a un figlio che perde un padre o una figlia che perde una madre. Quel figlio o quella figlia dovranno sicuramente cambiare completamente ruolo nella propria vita, ossia perde un punto di riferimento e dovrà prendersi, assumersi delle responsabilità talmente grosse a volte che la cosa scaturisce ovviamente nella paura, e la paura non ti fa affrontare bene la vita, perché per affrontare le situazioni della vita ci vuole una pace interiore profonda. Può esserci la rabbia. Non so se avete mai visto, mai sentito imprecazioni oppure invocazioni di Dio nei momenti in cui, per esempio, la persona muore. Tutti si ricordano di Dio. Ah, ma Dio, no? Questo Dio che ha permesso che questa persona soffrisse così tanto, questo Dio dov'era quando questa persona soffriva. Ossia, la rabbia può scaturire proprio da una situazione di poco affrontare il lutto nella maniera corretta, secondo i parametri del Signore. Il senso di colpa, un padre che lascia andare un figlio o una figlia a fare una festa di notte, no? Mi ricorderò sempre quella sera in cui 2 miei amici tornavano a casa tardissimo da una discoteca e sono stati investiti lungo la strada, sono morti, li hanno trovati in un campo alcune ore dopo, e io mi immagino il cuore dei genitori, no? Dicendo: perché ho lasciato andare il mio figlio? Forse se non lasciavo andare mio figlio sarebbe ancora vivo. Quindi questo senso di colpa profondo quando c'è un lutto che appesantisce il cuore umano è una cosa veramente terribile, perché poi il senso di colpa non è risolvibile se non nella presenza del Signore. Okay? Quindi la colpa è una malattia terrificante, l'impotenza, ossia quando noi perdiamo una persona cara o in casi simili riusciamo a capire qual è l'irreversibilità della situazione che noi viviamo. La morte è una cosa che non c'è ritorno, ok? Tu prova a immaginare una persona che perde un caro. Quest'anno ho proprio perduto mio papà e la prima cosa che ho detto: non ci sarà più, non potrò più parlare con lui, non potrò più fare delle cose con lui come facevo prima, no? E c'è questa immanenza che tu dici: non riuscirò più a fare queste cose. Perché? Perché la morte è l'ultima parola, è la parola definitiva dell'essere umano qua su questa terra. A noi piace come esseri umani tenere le cose sotto controllo, ma la morte sfugge al nostro controllo. Il senso di potenza è un senso di debolezza terribile che l'essere umano veramente non dovrebbe vivere. Ovviamente quando noi perdiamo una persona cara e viviamo un lutto, viviamo la solitudine, cioè il vuoto interiore, quel dolore interiore di aver perso una persona cara, ci fa male perché ci sentiamo veramente soli. E l'ultimo che è il sollievo. Questo è una cosa molto interessante che è successa a me personalmente. Quando io ho perso la mia mamma nel 2010, mia mamma ha avuto una leucemia fulminante, nel giro di pochissime settimane lei è partita per l'eternità. Grazie a Dio era una cristiana, grazie a Dio conosceva il Signore, quindi è partita col Signore, ma gli ultimi giorni sono stati veramente terribili per lei, la sofferenza era terribile. E quando ha esalato l'ultimo respiro, io ero là all'ospedale insieme a lei, io ho detto: Signore, grazie che l'hai portata, perché veramente questi ultimi istanti sono stati terribili. E tu provi un sollievo che dici: Signore, grazie, perché così no.
è troppo per una persona che io ho amato. Ma, cari miei, noi abbiamo un modo giusto per affrontare un lutto. Se tu hai un lutto personale, come ho detto prima, se hai perso una persona cara, se hai lasciato la tua città, hai perso degli amici, hai una famiglia che si è spezzata, oppure qualche rapporto che tu hai perso che veramente ti sta facendo male, allora c'è un modo per affrontare il lutto nel modo secondo l'idea di Dio. E la prima è questa, che tu non sei da solo. Nel tuo lutto il Signore è presente. La parola di Dio dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei nessun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Salmo numero 23. Interessante questa immagine del pastore con la pecora, e dice questa pecora al pastore: io sono innamorato di te perché la tua verga, il tuo bastone mi danno la sicurezza che tu sei con me. Sono due strumenti di lavoro che il pastore usava quando pascolava le pecore. Il bastone era un corto bastone di circa 1 metro e la verga era praticamente un'asta di legno con un uncino in fondo, no? Di circa 3 metri di lunghezza. Queste due attrezzi avevano una funzione particolare per il pastore. Il bastone serviva a picchiare i lupi, i leoni che si avvicinavano, no? Per allontanarli dalle pecore, per proteggere le pecore, e l'altro, il bastone, quello lungo, la verga, serviva proprio a prendere le pecore quando le pecore cadevano in una buca, quando cadevano in un diruppo. Molto bella questa immagine. Io non so se tu stai vivendo un lutto tuo personale, di come ho descritto all'inizio, ma c'è il tuo pastore con la verga che ti vuole venire a prendere e fare tirar su da quella buca dove tu sei capitato. Il Signore Gesù è vicino a te, e se anche tu stai passando per questa valle dell'ombra della morte, il Signore Gesù è con te. Lui non ti ha mai abbandonato, Lui è lì insieme a te per darti il meglio di sé. Ma non soltanto c'è la presenza di Dio, ci deve essere soprattutto un dialogo con Dio. Guarda che bello che questo testo che troviamo qua nel Salmo 119, che dice il salmista: io ti ho confidato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi statuti. Io ti ho confidato le mie vie. Che bello che è questo testo. Il salmista dice: Signore, io ho un rapporto personale con te molto profondo, ma pastore, ma che bisogno c'è di confidare le mie vie al Signore? Perché tanto Lui le conosce tutte, ma è questo il bello. Quando tu cominci a parlare dei tuoi sentimenti più profondi al Signore, il Signore si occupa di te. Quando tu cominci a mettere davanti al Signore i tuoi sentimenti più tristi, più angoscianti, il Signore dice: sono qua con te, ti sto ascoltando, io sono pronto per guarirti. Com'è il tuo rapporto personale col Signore? A volte noi abbiamo quel rapporto di, come posso dirti, freddo, distaccato, formale. Com'è che un bambino parla con suo papà? Un bambino parla con suo papà abbracciandolo, un bambino parla con suo papà esprimendo i propri sentimenti, un bambino parla col suo papà essendo se stesso. Noi dobbiamo essere noi stessi col Signore, dobbiamo dirgli quello che c'è nel nostro cuore. E la parola di Dio ci dice: di al Signore quello che hai dentro. Parla col Signore dei tuoi sentimenti più profondi e Lui si occuperà dei tuoi sentimenti e ti guarirà. Ma è interessante che non c'è solo la presenza di Dio, non c'è solo la possibilità di parlare con Dio nel nostro lutto, ma noi abbiamo una possibilità di dialogare con le persone che Dio ci ha messe vicine. Perché tu hai una chiesa? Perché Dio ti ha dato una chiesa? Perché Dio ti ha dato dei fratelli e delle sorelle? Per quale motivo? Per sederti uno a fianco all'altro e lodare, poi uscire e essere quello di prima? No, il Signore ti ha dato un fratello e una sorella per avere un rapporto profondo con le persone che Dio ti ha messo a fianco. Guarda che cosa dice la parola in Giacomo 5,16. Dice: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti.
la preghiera del giusto ha una grande efficacia. C'è qualcuno che conosce tutto di te? C'è qualcuno con cui tu ti senti libero di dire tutto quello che tu hai dentro? Perché la parola di Dio dice che se noi ci apriamo gli uni con gli altri, preghiamo gli uni per gli altri, il Signore che cosa fa? Cosa dice lì? Che Lui ci guarisce. Perché molto può la preghiera della persona con cui tu pregherai, con cui tu ti aprirai. Il Signore dice: io ho a disposizione la guarigione della tua ferita, io ho a disposizione una vita sana spiritualmente parlando, emozionalmente parlando, perché io ti ho dato una chiesa proprio perché tu possa aprirti con le persone che hai vicino a te. C'è una speranza oltre a questo, che è la consolazione di Cristo. Guarda che cosa dice la parola di Dio in 2 Corinzi, capitolo 2, 3 e 4. Dice: benedetto sia Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualsiasi afflizione. C'è una buona notizia per me e per te. Quando noi passiamo per una sofferenza, Dio ci consola. E sai perché ci consola? Perché così noi possiamo capire le persone che passano per un'altra situazione di sofferenza. Tu vuoi essere usato da Dio per consolare le persone. Tu vuoi essere usato da Dio per riempire il cuore di altre persone che hanno bisogno di essere consolate, perché appena tu alzi lo sguardo è interessante che ci sono tante persone intorno a noi che hanno difficoltà, hanno una sofferenza di cui non riescono a parlare forse con nessuno, ma se tu passi per quella valle di sofferenza, il Signore dice: io userò anche questo per benedire tante altre persone, perché là fuori ci sono tante persone che hanno bisogno di una parola di conforto, hanno bisogno di consolazione. Nella tua scuola, nel tuo posto di lavoro ci sono persone che hanno bisogno di una parola di consolazione, e sai che Dio vuole usare? Vuole usare la tua vita, vuole usare te per benedire tante altre persone. Te che hai sofferto, il Signore dice: io non butto via niente della tua sofferenza, io voglio usarla perché voglio benedire il mondo là fuori attraverso la tua vita. E ultima cosa che voglio dirti questa sera, è l'ultimo testo che noi leggeremo questa sera. Dobbiamo lasciare andare la persona o le situazioni che noi abbiamo perso, tornando alla realtà per iniziare un nuovo capitolo. Il re Davide nell'Antico Testamento aveva perso un figlio, e io penso che la sofferenza più grande di un essere umano, di un genitore, è perdere un figlio, una sofferenza senza pari. I figli dovrebbero seppellire i genitori, non i genitori i figli, ma Davide aveva fatto questa terribile esperienza di aver perso un figlio. Aveva digiunato, aveva pregato mentre questo bambino che era nato stava morendo, stava molto male, e quando gli hanno dato la notizia che questo bambino è morto, guardate che cosa lui fa. Dice così: Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e si cambiò le vesti. Poi andò nella casa del Signore e vi si prostrò. Tornato a casa sua, chiese che gli portassero da mangiare e mangiò. I suoi servitori gli dissero: che cosa fai? Quando il bambino era ancora vivo digiunavi e piangevi, ora che è morto ti alzi e mangi? Egli rispose: quando il bambino era ancora vivo digiunavo e piangevo, perché dicevo: chissà se il Signore non abbia pietà di me e il bambino non resti in vita. Ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso forse farlo tornare? Io andrò da lui, ma egli non tornerà da me. Se c'è una situazione che ti ha dato dolore, il Signore ti sta dicendo questa sera: adesso gira pagina, cambia capitolo del libro della tua vita, perché c'è tutta una storia che tu devi ancora vivere. C'è una storia che deve cominciare con te. Quando tu cominci una cosa nuova, il Signore ti darà sicuramente la capacità di usufruire di una vita con una visione completamente diversa. Io sono stato nel 2008
sono stato operato di un cancro, ok? Ed è interessante che quando tu passi per certe esperienze della vita, la vita poi tu ha un sapore completamente diverso, tu apprezzi ogni singolo giorno che il Signore ti regala. Il cibo ha un sapore diverso, il rapporto con le persone ha un sapore diverso, la vita ha un sapore diverso, perché tu sai che la stai perdendo, può darsi che tu non ci sarai più domani, ma questo è il senso della vita. Ma da quel giorno in poi io ho cambiato ho chiuso quel libro e ho aperto un altro libro che è un'altra storia per vivere un'altra avventura. Il Signore ha da farci vivere tante avventure, no? Ma noi non possiamo vivere nel passato, non possiamo vivere nel lutto, non possiamo vivere con il ricordo di quello che era, ma di quello che può essere. Okay? C'è stato un film una volta, mi ha colpito in un modo incredibile, un film che parlava di una storia vera, di un tornado che ha spazzato via la casa di un cristiano. Questa casa era situata proprio sulla scogliera vicino al mare, ed è interessante che quando tu vivi in un paesaggio, no? C'è una cosa interessante, non so se chi è che è andato mai al mare qua in queste zone, Veneto, no? Interessante che se tu ascolti i veneti mai vanno al mare, ossia ce l'hanno lì davanti e non vanno mai al mare, ok? E in questo film tu vedevi questo uomo credente, no? Che quando è passato questo tornado la casa è stata completamente distrutta. E sapete che cosa lui ha detto una volta che ha visto la sua casa proprio in frantumi? Ha detto: non mi ero mai accorto del panorama che c'era su questa scogliera. Ossia, quando tutto è stato distrutto, lui si è accorto che viveva su una scogliera con un paesaggio, un panorama incredibile davanti. Quando noi viviamo un lutto, sembra che tutto sia buio davanti a noi, ma quando noi ci liberiamo del nostro lutto con i testi biblici che abbiamo visto stasera, allora il panorama davanti a noi comincia ad aprirsi e vediamo un altro capitolo della nostra vita che si può aprire, una gioia che possiamo vivere insieme, specialmente al nostro Signore e insieme alle persone a noi vicine. Ok? Possiamo pregare? Signore nostro Dio, io non conosco, Signore, il cuore di ciascuno, Signore, di questi ragazzi che sono qua questa sera. Forse qualcuno sta vivendo, Signore, un lutto da troppo tempo, perdita di un amico, rottura di un matrimonio, cambio di città, perdita di un genitore, di un nonno. Signore, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che loro possano vivere, Signore, questi principi questa sera che abbiamo studiato insieme. La tua parola, Signore, ci insegna che tu sei vicino a noi. Dobbiamo solo aprire il nostro cuore, Signore, anche se passiamo nella valle dell'ombra della morte, tu sei lì. Aiutaci ad aprire il nostro cuore con te, aiutaci a usare, Signore, i nostri fratelli come un mezzo di guarigione per le nostre anime. E soprattutto, Signore, insegnaci a girare pagina, a cambiare il libro, perché il panorama davanti a noi, Signore, è un panorama meraviglioso. La nostra vita prosegue e prosegue con te. Ti ringraziamo e ti benediciamo per tutto, Signore, perché tu capisci fino in fondo ciò che noi siamo e ciò che noi viviamo. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Possiamo alzarci in piedi per cantare quest'ultima canzone. Questo è anche il momento delle decime, delle offerte. E adesso cantiamo questa La grazia tua. Momento di offerta, come abbiamo sempre detto, è momento di donare qualsiasi cosa tu voglia, anche una minima cosa, puoi dare sapendo che facciamo un esempio, quell'euro sarà dato nelle mani del Signore.
come noi molte volte diciamo, quello che il Signore ha in mano, Lui trasforma, non è vero? Sì o no? Quante volte ne abbiamo visto, magari avevamo in mano una misera cosa e noi abbiamo messo davanti al Signore. Chi ha mai visto questa situazione nella propria vita o anche nella Bibbia? Quindi tu puoi dare questo euro, questo 2 euro, sapendo che davanti al Signore è molto di più del proprio valore che noi gli diamo. Amen? Possiamo cantare, questa è la grazia tua. ringraziamo per questo momento di lode. Padre, voglio ringraziare
per le decime che ci sono state, Padre. Ti ringrazio perché noi sappiamo che ogni cosa che noi mettiamo a tua disposizione, Padre, tu puoi fare grandi cose, e io prego che questo possa avvenire, Padre. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Bene, degli avvisi veloci. Allora, ricordiamo che questo martedì c'è l'incontro di teologia qui in chiesa a Treviso, la settimana prossima è a Conegliano, e dopodiché sabato alla solita ora, solito luogo, solito tutto, c'è lo studio qui. E ricordiamo che sono rimasti 3-4 posti per i maschi, 3-4 per le femmine. Chiedete a noi per il Winter Camp, quindi sono pochissimi posti. Chiedete a me e Larissa per avere informazioni, per prenotazioni. Ricordiamo che stanno finendo i giorni per prenotare le felpe. Samuel e Monique fino a domani sono disponibili per questo. Dovete prenotare e pagare 20 euro ASAP il prima possibile per averle. E è stato messo un tavolo da ping pong in Sala Nera. Non so se qualcuno l'ha già addocchiato, ma adesso c'è anche un tavolo da ping pong. Quindi la Sala Nera si sta arricchendo, sta diventando sempre più variegata di possibilità per divertirsi, stare insieme, e quindi avete anche questa opportunità per divertirvi tutti quanti assieme. E non dovrebbe esserci altro, quindi io saluto chi ci ha seguito da casa o chi ci guarda nel futuro, auguro a tutti un buono studio.